Ringraziabi, signore Presidente. Pasquale Bauli, dunque, se lo giuro sempre a presentarlo, Babu di Abadri, a prima Costituzione, a separazione di poderi, a libertà religiosa, l'apertura dell'università e a opera maggiore, aveva capito in due l'era capitale. Dunque, in giro due ore in memoria, è vero che più giovani, forse come parecchi giovani, non capiva mica veramente tutto l'interesse di commemorazione. Aveva capito che era importante, ma esattamente perché mica troppo. L'ho capita più tardi. Perché non è mica solo l'affare di rendere omaggio a quelli che hanno fatto qualcosa di grande, di ringraziarli, di normale, ma non è che una parte dell'interesse di questa commemorazione. La parte più importante di, secondo me, dell'ispirazione. Dell'ispirazione per quelli che giungono dopo. Ecco perché sono importanti questi momenti e la storia in generale. Sapere che non a noi, in tempi certe volte più complicati, più scuri, certi corsi hanno trovato il coraggio, hanno cercato soluzione, innovazione e sono giunti a fare e hanno acceso il lume. E davanti all'importanza di studiare in memoria c'è l'importanza di luoghi, di percorsi, come per esempio il Museo di Merusalia, a Strada Paolina in generale, il convento Orezza. Domandavo a Nanzu se c'era sempre bisogno di presentare a Pasquale Bauli. E penso di sì, perché è facile di scordarsi, è già stato il caso. Sappiamo che se può domandare a quelli di Nanzu, a persone che sono appena più anziane che voi, a Vigeno, noi di Bauli non ne sappiamo tanto a fare, in scuola non se ne parlava mica. E si luoghi di memoria, si percorsi, diano una maniera di permettere alla gente di avere accesso a questa storia, a questi fatti. Allora tutti, bella sicura, di qui, quelli d'altro, di tutte le età, ma soprattutto a generazione a bene di questo popolo, perché avranno bisogno di questi esempi di innovazione, di coraggio di fare, di ispirazione, perché questo corso deve di noi essere da bene. Io ho avuto l'occasione, perché se ne parla di non un rapporto, di partecipare a esoide facendo la nostra storia, a prima volta per azzardo, per rappresentare la consigliera, e dopo ci sono portato volentieri, veramente con piacere, perché si vede un lavoro d'alta qualità, veramente, e non sono mica di quelli che dicono che l'affare sono ben fatti perché sono fatti da zideli, se le goffo e goffo, ma qui non è mica il caso, sono affari, sono belli lavori veramente d'alta qualità, e sono stato spesso impressionato, e di vera che si parla spesso di Pasquale Bauli. Infine, questa ispirazione, perché si parla di partenariati e di gente che lo si può riassociare, c'è assai gente che ha lavorato in giro a Pasquale Bauli, ci sono storiani, c'è un mondo economico, la SOGI, l'attori dell'educazione, della cultura. Io credo assai al soft power. La musica in Corsica è stato un puntello maggiore di un mantenimento della nostra cultura. Siamo stati veramente, ce la riconoscerlo, siamo stati veramente dercani a sul livello così. Ma penso che ci possono essere anche altri media, e penso così all'audiovisivo per esempio. E penso a un esempio in particolare, dei giorni fa, poco presso, quando ero io studente, si parlava, corria un po' d'accio in giro a un grande realizzatore che poi aveva un film a Nanta Pasquale Bauli. E anno è sortita un'opera
di 3 giovani corsi, appena scemi, non la riconosce, per faccio che l'hanno fatto, già essere appena scemi. E che soprattutto a ricerca di un grande realizzatore hollywoodiano per fare un film non uomo di Abadria. Gli studenti che hanno in corso a Sano, a Ligu di Vidialo spesso, e a Bigeradio anche a voi, perché questa ricerca hanno fatto una serie magnifica, nuova, con una non da chiedere con ciò che noi conosciamo in giro a storia di Bauli, veramente, e in giro ai soggetti storici in generale. Come io dunque ai miei studenti, veramente, se non l'avete mica vista, fidatela. Ma qui normalmente ai studenti non si che libertano i corsi, li faccio rivedere un nome, non vi verrà di mica rivedere un nome, ma quantunque di un nome che fa Gesunia, dunque Ubadiai, Paoli Wood. Ecco, ringraziabile.